Ieri siamo stati dai carabinieri che ci hanno chiamato che sono state ritrovate e sono state ritrovate dal nostro organista. L'organista Manuel Copertino doveva suonare durante la celebrazione di un funerale nella chiesa di Santa Maria Assunta a Mogliano. Prima dell'inizio del rito, insieme al sacrestano, è andato nell'abside dietro l'altare per prendere una tastiera e qui ha visto un oggetto metallico di forma conica spuntare da uno scatolone. Una volta avvicinatesi hanno capito che si trattava di una canna d'organo, accanto un sacchetto di plastica con altri tromboncini. Hanno subito portato lo scatolone presso il comando dei carabinieri che hanno accertato che si trattava delle canne dell'antico organo ottocentesco della chiesa vecchia di San Trovaso di Preganziol, di cui era stato denunciato il furto la settimana scorsa. Sbrigate le pratiche del caso, i militari hanno riconsegnato a Don Daniele le componenti dello strumento che sono state subito riposizionate al loro posto. Siamo un po' più sollevati, ne manca ancora una però, ne manca ancora una e speriamo di trovarla. Tra il materiale ritrovato una canna che era sparita un mese fa, mentre all'appello ne manca una rubata martedì scorso insieme alle altre 18. 3 tromboncini recuperati hanno riportato alcuni danni. La situazione è abbastanza buona, c'è un problema su 3 canne, forse una riesco già adesso a metterla a posto. Ci si è poi accorti che i ladri martedì scorso hanno portato via anche le matite usate per scrivere sugli spartiti e la lampada che illumina il leggio. Intanto continuano le indagini dei carabinieri di Mogliano. Restano da ritrovare infatti le 20 canne dell'organo della chiesa di San Marco Evangelista in Ronzinella, mentre per il furto di San Trovaso rimangono molti aspetti da chiarire e molte domande ancora senza risposta. Chi ha rubato le canne e soprattutto perché i ladri hanno deciso di lasciarle proprio dietro l'altare di Santa Maria Assunta, mentre al quesito del perché i malviventi abbiano deciso di restituirle ci pensa direttamente Don Daniele a dare una risposta. Io penso che la mediazione che avete fatto voi sicuramente è servita, perché si è sentito come braccato, quindi ha pensato bene di disfarsi così delle canne. Un pentimento, no? Dice. No, difficilmente quelle persone si pentono, a mio avviso.